È da un po' che non facevo video con te. Lo so. Sei sempre bellissima, eh. What's up, Nibalers? Oggi sono tornato in bici da corsa e vi parlerò di un tema che non solo sta a cuore a me, ma sta a cuore a tutti i ragazzi italiani, a tutti i ragazzi del mondo, a tutti gli uomini, insomma, in realtà anche le donnine, ovvero la fotografia. Cosa avevate capito? Ma che oh! Prima e forse unica rotta ex del giorno, eccoci qua. Sì, queste cose che vi racconterò mi sono venute in mente durante un giro in gravel. Infatti, non so se sapete, ma io sono un fotografo outdoor professionista e credo di aver lavorato con decine e decine di aziende di tutto il mondo, alcune molto importanti. Ma mi dico, negli anni il lavoro di fotografo è stato praticamente denigrato. Anni fa sembrava che i fotografi fossero coloro che facevano foto alle feste, oppure i fotografi di matrimoni, che per carità ne ho fatti anch'io, quando ero giovincello. Però diciamolo, è troppo facile far foto quando tutti sei bei. Sei una bambola. Poi è arrivato il periodo Instagram, dove sono arrivati pure gli influencer a vendere preset o fare dei tutorial. Però com'è possibile essere arrivati a questo? A questo? Pure Calzedonia, macchina fotografica in mano, una figa, e va tutto bene. Ridateci la professionalità. Sto scherzando. In realtà è un lavoro difficilissimo. È che quando mi si vede non sembra, vero? È che non so bon. Chi segue questo canale da tempo e ha visto diversi video, credo di averne fatti poco più di 100, sa benissimo quanto sembro Semo. Ma è anche vero che se date un'occhiata al mio Instagram, questo qui, infatti il mio Instagram è una sorta di mio portfolio, potete vedere nel lavoro quanto sia professionale, serio e probabilmente capace. Ma questo dovete dirmelo voi. Tant'è che le varie agenzie e i videomaker che lavorano con me sanno quanto sono vicino a essere un dittatore nel lavoro, Mi fa piacere. Visto che è un tema che mi sta molto a cuore e a cui ho dedicato probabilmente più di metà della mia vita e tutta la mia carriera professionale, c'era un carbonasso, ok? Vi consiglio di guardare il video fino alla fine, perché vi darò un'opinione sincera e realistica di tutto quello che è il lavoro di fotografo oggigiorno. Ho deciso di fare un video simile a quello delle Madonne in galleria. Ve lo ricordate? Questo qui, in alto a destra, a sinistra, a destra. Neanche fosse una rubrica, in realtà sto pensando di farla e proporvi un video simile ogni tot mesi. Ho ben deciso di fare tornanti, un sacco di tornanti, e gli affezionati sanno cosa significa questo. E oggi andremo in Monte Grappa. Sì, lo so, vi ho già portato una volta, infatti non arriverò fino in cima perché non serve. Ma non attraverso la strada classica e la più facile, ma da Semona e Semonzo. Per chi non lo sapesse, è una salita ben dura, ma tanto, almeno per me. Non so neanche se arrivo su. Odio la salita, però è anche vero che mi piace farla. E quando si va, e quando si decide e quando ce la posso fare. Sì, me l'è attaccata, è la dislessia. E quando si decide di fare salite simili in bici da corsa, lunghe e ripide, una delle cose più importanti è sicuramente non partire a manetta. Su in piedi sui pedali qua, Roby. Parti gasato, dagliene tutta. Madonna, hai gli stessi battiti di Nibali quando è in discesa, però. Ok, sta a sentà che devi ancora arrivare al tornante 1. Cosa ho fatto? Ma torniamo a noi. Ho ben pensato che per parlarvi di fotografia dovevo innanzitutto spiegarvi il mio punto di vista di dove sia arrivata al giorno d'oggi e di cosa ritengo importante e cosa meno. Visto che però sempre un mona rimango, ho deciso di parlarvene a modo mio, tenendomi le considerazioni critiche solo una volta arrivato in cima ai 28 tornanti. No, in realtà arriverò fino a Campo Croce. Uno perché se tardi e due perché non GFP già adesso. Questo è il primo, ma siccome hanno tolto il cartello non lo considero e ora comincia la Via Crucis. Io non so qua, ma la pendenza media sarà un 15, vabbè forse 10, vabbè forse 9, ma per tanti chilometri. Che idee di merda che ho. Tra le altre cose, ieri ho festeggiato la vittoria dell'Italia e non potevo scegliere il giorno migliore per far tornanti. Ci dicono le fighe. Sì, vabbè dai, modo sobrio, E per parlarvi di fotografia, cosa potevo pensare se non parlarvi di una splendida tipologia di foto ogni qualvolta mi capita di vederle? E credete sia fotografia di paesaggio? No. Fotografia di ritratti? No. Fotografia outdoor? Quello dopo. In realtà esiste solo una tipologia che apprezzo quando mi ritrovo in bici da corsa, in salita, con un caldo bestia e con le gambe piene di acido lattico. Ed è qui, già il tornante numero 3, che comincio a vedere loro, le ragazze più belle di Instagram. Sì, diciamo non super modelle, ma molto conosciute perché sono bravissime. Sì, vabbè. E perché vengono fotografate molto bene. E nella mia personale classifica non possiamo che partire da lei, Anna Louise, col suo Instagram Official Anna Louise, che lascia ben poche critiche e dove si intravede subito un'ottima conoscenza delle luci, dei softbox e delle pose in generale. Sì, fioi, quando una è brava, c'è poco da fare.
Ma come si fa ad andare su di qua? Vi prego, datemi una spinta. Non rimango qua. Passiamo il tornante 4 indenni, anche perché non posso dirvene una ogni tornante o arrivo su che perderei totalmente il senso con la realtà. Al momento la realtà infatti è un buon 10% che va in su. Oh, ma perché? Però lo so, Tosi, grinta ci vuole, grinta. È uno sport di merda. Fatemi passare anche il tornante 5, perché al momento non mi ricordo più neanche come mi chiamo, e il tornante 6, con la speranza che il prossimo sia l'ultimo. Ma torniamo a noi, ed è qui con il sole a picco al tornante numero 7 che vedo lei, Zara Lunga, Anna Zara Lunga. Non sei così ripido adesso? Ben cari. Anche lei maestra nel gioco di luci ed ombre e divinità terrena delle pose comode. Sì, fioi, fatevi un giro su Instagram e capirete di cosa sto parlando. Non gaffo P, ma non si molla mai. Oddio. Tornante Bragotto, hanno tolto il cartello perché non volevano onorarmi troppo. Detto anche tornante Barzotto, ma solo da Bolzano in su. E via gasato. Al tornante 9, goccino di Jäger Tea caldo. Sto scherzando, Tosi, ma so che vi mancava. E si va su con una nonchalance assoluta. Con nonchalance? Ma è qui al tornante numero 10, il tornante di Maradona e di Roberto Baggio, gli unici numeri 10 che ho mai considerato in vita, che vedo lei, una delle pochissime ragazze bionde che mi piacciono, Killer Katrin Ekaterina Novikova. Sì, forse ho un problema con la Russia. Come si può notare, anche lei capace di giocare con il fotografo come nessuna, e sicuramente bravissima nel capire quale posizione può valorizzarla al meglio. Poco ma sicuro, fioi, come poco ma sicuro che ho fatto 11 tornanti e mi sembra di averne fatti 112. Non so se è possibile. No, non gafupi. Sì che ce la fai. Sui piedi. Stai seduto, non sta neanche a provarghe. Bravo. Se vi sembra che stia piovendo, non preoccupatevi, sono le birre e i gin tonic e tutto ciò che ho bevuto ieri sera che sta uscendo da tutto il mio corpo. Certo che alcol e ciclismo non so se sia proprio il suo, però io vado in bici che per quello. Vabbè. Passiamo indenni anche il tornante 12, anche perché è giunto il momento di rifocillarci. E avendo dimenticato il panino qua soppressa a casa, Tosi che avevo finito soppressa, sì, non mi resta che prendermi uno di quei gel miracolosi che prendono anche i pro, sperando che mi facciano lo stesso effetto. E sotto il sole strappiamo il gel, mettiamolo nelle tasche dietro, ingurgitiamo tutto ciò che c'è da ingurgitare. Ma è già finito. Rimettiamolo nella tasca posteriore, passando il tornante 13 indenni. E vi ricordo, fioi, che se vi vedo buttare per terra una carta di un gel o di una barretta, vi mando Simon Gruber a casa di persona a menarvi. E quel crucco lì, per quanto è scemo, ha due badine al posto delle mani. Sì, vabbè, poi basta farlo bere 2 birrette e non so neanche più come si chiama, però sempre forte è. Ma a proposito, visto che mi trovo alla partenza di Parapendì di Bassano, posto che Simon frequenta spesso senza avvertirmi, facciamogli una domanda. Ma Simon, quando è che torniamo a fare qualcosa insieme? Intendo video, o bagordi. Noi due, insieme. Ma cosa vuoi fare? Dai, Roby. In bici sei una schiappa. A piedi non ne parliamo. In snow. Scusa, vabbè, ci siamo capiti, no? Vabbè. Ciao Roby. Perdonatelo, fioi, fa fatica a parlare italiano, lo so. Ognuno ha gli amici che si merita, purtroppo per me. Ma riprendiamo con il motivo di questo video. E passando indenni il tornante 14, perché come numero non mi piace, è al tornante 15, il tornante dei cerbiatti. Qua ogni volta ne becco uno di sera, che vedo lei, forse la modella Instagram che ha meno bisogno di presentazioni, ovvero Natalie007. Natalie Lee. Sì, fioi, dalla Russia con furore, tanto per cambiare, un gran tocco di fagiana. E ditemi se chi, se non lei, è capace di pose plastiche che valorizzano l'intero sistema solare. Ma vabbè, superando anche il tornante 16 indenne, non so perché hanno tolto tutti i numeri, sarà per non farmi ricordare dove che ero. È all'altezza del tornante 17, il tornante dei deltaplani, dove c'è uno dei punti di ristoro, ovviamente chiusi, mica volevo bermi la birra, che vedo lei, forse una delle ragazze più belle di tutto Instagram, per i miei gusti, Cindy Mello. E per parlarvene ho deciso di fare una pausa dove si lanciano i deltaplani. Guardate che robetta, è una rampa ripidissima, lunga forse 15 metri. Tra le altre cose c'è un mio carissimo amico che fa ste robe e ogni volta che il parte metto coi bae. Ciao Rocky. E dopo aver cambiato batteria della GoPro, quanto sei bella Willer mia, quanto sei bella, torno a parlarvi di cosa mi piace di Cindy Mello. Sicuramente è brava, è brava, è veramente brava. Poi è mora e io, oltre che per le rosse, ho un debole anche per le more. E se vuoi la spegni. Vabbè, anche per le bionde, non che le castane. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. E soprattutto, oltre ad essere molto fine e delicata nei lineamenti, se è un gran tocco de mona, che c'è poco da fare. Vi ricordate il video dove vi spiegavo il significato della parola mona in veneto? Bei tempi quei, quasi bannato da YouTube. Ma torniamo a noi, superando anche il tornante 18 indenni, proseguiamo verso quello che sarà l'arrivo del giro di oggi. Con calma, fioi, con calma. Superiamo senza sforzo anche il tornante 19, no che FOP. Ma perché è così dura? Perché? Non potevo appassionarmi al curling che a volta. O scoppettin, su e su. Niente. Dopo aver attraversato una galleria dove mi viene voglia di fare una cosa che non faccio da un sacco di tempo in bici da corsa,
Vabbè, non che secco. Rischiamo la vita in questo passaggio. Ciao, Beo. Ed è qui, all'arrivo di Campo Croce, che vedo lei, la regina delle modelle, non super modelle, di Instagram. E non sto parlando delle mie ex qua, E manco farlo apposta, becco anche Simon Gruber, Alberto Maffei. Ciao ragazzi, quando è che ci vediamo sulla neve, Oh, non nevica magari. Zueva, Ekaterina Zueva, che come potete vedere dal suo Instagram è la regina delle pose plastiche, la regina della spaccata, la regina delle luci, la regina delle colline, sia davanti che da Drio, e soprattutto un altro gran tocco de mona. Tutte russe, forse devo trasferirmi. Mamma, immagina fare un viaggio là. E mi mette via. Dopo aver attraversato uno dei boschi più belli di tutto il Monte Grappa, guardate che meraviglia, Fioi. Veramente bellissimo. E che freschin che fa in questo falso piano pieno di rametti per terra, sperando di non far la fine del ciclista famoso su YouTube. Con l'arrivo a Campo Solagna vi ricordo che potete trovare il percorso su Strava se volete informazioni e guardare le statistiche da nerd, le trovate lì. E con l'ennesimo bar chiuso mi sembra di essere tornato in lockdown. Guardate qua, guardate là, che neanche un bar aperto. Ciao Yoda. Caro comune di Bassano, io lo so che non sono nessuno per te, ma mi dico, il Monte Grappa è una mecca per il ciclismo. Io posso capire che i bar siano chiusi infrasettimanalmente, non mi riuscirà mai più di dirlo così, ma Do Fontanè ogni tanto, no? C'è un po' di testa, Fioi. Che qualcuno glielo dica. Ma ora prepariamoci per la discesa. Voilà, smanicatino Oakley essenziale per non trasformarsi da Roby Bragotto a Roby Cagotto. E sarà proprio in discesa, se non mi gaso troppo, che vi spiegherò cosa penso della fotografia in generale. Oh, voilà! Giù sui manubri. Ed ora vi spiego perché proprio Instagram. Certo che non gasarsi qua in discesa sarà difficile. Giù il ginocchio qua a destra, questa è una delle curve più belle del Grappa. Ma vabbè, ma chi sei? Insomma, Instagram è un social network che era nato principalmente per i fotografi. Ma quanto sono veloce! Non so se vi ricordate, ma un paio d'anni fa non si trovavano altro che foto di panorami, foto di montagne, foto di tramonti, qualsiasi cosa che potesse rappresentare al meglio la tecnica fotografica. Io posso capire che i tempi cambino ed è giusto così, e penso che sia abbastanza normale, anche grazie alla società moderna, che due chiappe e due tettine, magari un poco più grandi, abbiano molta più presa sull'utente medio di Instagram piuttosto che delle informazioni tecniche sulla fotografia o di artisti e fotografi bravissimi che seguo e che stimo, i quali si ritrovano con manciate di follower, ma veramente pochi, e questo solo perché non pubblicano mona. Cosa che fa un albero lassù? Da fotografo professionista quale sono? Pensate che è da 15 anni che ho partita IVA come fotoreporter. Trovo sia davvero un peccato dar così poco valore a chi davvero lo merita, e quanto sia più facile raggiungere la massa con delle cose banali o che puntano sull'arrivare a più persone possibili senza dar troppo peso a ciò che si fa. Quanto sono veloce! No, i busi a macchina. Bravo! Badate bene, questo non vuole essere un video contro le modelle, perché è davvero un lavoro difficile, ne ho avuto a che fare, so cosa significa, e anche perché io sono il primo che le guarda. L'occhio vuole la sua parte e a mia mona me piace. E beh, a chi non piace? Sì, forse a Gruber. Ma che bella è sta curva! La media oraria sarà imbarazzante da quanto sto andando piano. Come non detto, sono 65. Giù aumento, Rabi. 70. Se prendi una buca voli. 73. Frena. Abbiamo preso anche la Sandero. Siamo anche più veloci. Che voi anche a poco. Però neanche mai. Ma perché la discesa dura sempre così poco? Dai però, dai. Come vorrei passarlo all'interno. Attenzione, no, non si lascia passare. Ultimo tornante. Dai il meglio di te, Roby. Passalo all'esterno. Niente da fare, neanche a sto giro. Copeve. Ritorniamo in assetto da pianura. Eccoci qua, come mi tolgo le giacchette in corsa io non se le toglie nessuno, o so. E concludiamo il discorso. In un mondo come piacerebbe a me, credo che sarebbe bellissimo se la fotografia, che è un'arte, tornasse ad avere l'importanza che deve avere. Questa piccola riflessione voleva essere una sorta di monito a quelle tipe che, con la scusa del sono un ambientalista, mi piace la montagna, evviva la natura. No ragazze, state prendendo in giro gli utenti, perché in realtà quello che mostrate alla fine è soltanto il vostro ciappetto, che per carità è bellissimo, ma lasciate da parte la fotografia, va? Perché non ne ha niente a che fare. Certo che ti si bea però, Ora, ricordandovi di iscrivervi al canale, seguirmi su, insomma, le solite robe, fate voi che tanto non mi seguo io stesso. Ci si vede al prossimo video. Ciao. Warriors, go finire a birra. Warriors!
Adesso proprio embriaco, spolpo. Però mi rimane sempre il vin. Guarda vin, che cosa qua? Che bella cantina che ho, ragazzi. Tanti sono anche regali vostri, piccola ma di qualità. Ah!